Il comandone veneziano, siamo ancora 22esimi questa volta per colpa di un incidente. Non sono riuscito a fare le qualifiche, cazzi miei, a sto punto ne ho approfittato per prendere altri componenti per avere più diciamo, pezzi possibili di scorta. Però partiamo ancora 22esimi, ho provato pochissimo in questo circuito, che per carità lo conosciamo, però non so le reali prestazioni della macchina. E ho visto un po' del bug del discorso del tempo e tanti leggo su Steam che hanno sto problema che praticamente è sempre solo. Dicono che è una casualità, vediamo. Comunque non si può fare molto per il momento è così, ragazzi. È un po' come i ritiri per motore, c'è chi non ha avuto nessuno, io addirittura due consecutivi e robe così. La safety car. Diciamo che l'Electronic Arts non si smentisce sui bug. Eccoci qui, il giro di formazione sta per iniziare e l'emozione cresce ogni secondo mentre ci Purtroppo avviciniamo sempre partiamo più alla ancora ultimi, partenza. ragazzi. Quale Stavolta Gigi scuderia un avrà la po'. meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di oggi? Lo scopriremo tra poco. Che bello. Mentre le auto si avvicinano alla griglia di partenza, ogni pilota si sta preparando Dai che mentalmente per poter effettuare la in partenza. Francia veramente abbiamo fatto Riuscirci li una porterà sul prestazione podio. da urlo, In caso ragazzi, contrario, da c'è il ultimi in rischio zona di finire punti, fuori dalla top 10. da ultimi e settimi, tanta roba questa macchina, qua non lo so, l'Ungheria è una gara che mi piace, ma nì, nel senso non sono di certo iper favorito. Adesso vediamo. Siamo pronti, ragazzi, Gran Premio d'Ungheria è molto difficile sorpassare qua, molto difficile. Vai, raga. Vai. Partenza forse un po' lenta. Partenza un po' da cioccolataio. Non comincia bene la gara. Devo buttarmi qua qualche danno intanto. Ok. Guadagniamo poco però, Attenzione, yellow flag. Qualcuno veramente ha problemi. Ritiro, subito ritiro per Latifi. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in... Recuperiamo una posizione molto bene. Grande sorpasso qua. Dai, siamo già 16esimi, la macchina c'è adesso. Però c'è lotta. C'è lotta, raga, c'è lotta. Molto bene, molto bene. C'è ritmo adesso, c'è ritmo. Proprio a guardare la mappa ho rischiato il ritiro. Sicuramente forse non c'è il ritmo della Francia, però siamo migliorati molto, dai. Buono, buono, buono. Adesso speriamo in un po' di bagarre davanti. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. 1.21 e qualcosa, vediamo come giriamo noi. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Vedrò di avere una macchina da titolo, cazzo. La nostra diciamo rimonta sembra già finita. Non c'è il ritmo del GP di Francia, purtroppo. Non c'è. Purtroppo non c'è. Sta arrivando anche Mick. Purtroppo Mick è vicino.
Molto bene. Fastest di Gigi, 2 secondi più veloce di noi, mamma mia. Non è molto bella questa cosa. Anche di più in sto giro, mamma mia. Per carità ci sta però. Abbiamo Gasly davanti e non riusciamo a recuperare un fico secco. Qua ed è che la zona punti è utopia purissima, tra le più pure, signori. Facciamo la sosta perché avevamo le gomme finite. Avanti va nei box per non trovare troppo traffico. Veloci raga. Veloci. Ok. Bravissimi, dai dai dai. Go. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Va bene. Abbiamo Barnes, il nostro terzo pilota, grandissimo Barnes. Bell'uomo il piccolo Barnes. Madonna, i primi giri con le hard per noi sono sempre atroci. Barnes andrà nei box adesso, presumo. Noi galleggiamo in 14ª posizione, che per carità non è male, però vorremmo sempre almeno la zona punti noi. Gara difficile, poi dura sorpassare. Siamo a metà gara praticamente. Ok, il nostro compagno va ai box. Vediamo se recuperiamo qualche posizione. Ok, il distacco è 15,9 secondi. Ok, però tutti gli altri sono andati purtroppo. Siamo a 3 secondi da Magnussen e a 5 da Piastri, fa il figo Piastri adesso, Molto bene. Garoring si è ritirato anche Max, quindi abbiamo guadagnato una posizione. Però gara veramente noiosa, successo poco, nel senso anche 3 ritiri per carità del Signore, ma pochi sorpassi. Un Garoring è una gara noiosa, lo sappiamo, con il ritiro di Verstappen, Leclerc che veramente sta ipotecando il mondiale. Mancano ancora tante gare, ma Leclerc può riportare. Attenzione, oddio. Mamma mia, piccolo brivido. Ho sentito lo sterzo partire, non un bel segno. Attenzione, ritorno in corsa Mick. Credibile. Brutto errore qua del talentissimo. Dai, cerchiamo di chiudere almeno nella 13ª piazza. Almeno quello, Beppe, almeno quello.
Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Che bello. Sento le gomme che fanno più fatica, però Cristo di santo. Oscar Piastri vicino alla zona punti, ragazzi. Grande Oscarone, che mi ha lasciato così, Oscarone. La barca affonda e lui è andato via. Laps remaining nell'inglese di madrelingua. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Mi fa piacere, Beppe. Mi fa molto piacere. Ok, il distacco è 14,9 secondi. Godo. Che bello, che gara, signore. E qua l'Ardito GP ha dimostrato di non essere iper competitiva. Oddio, stanno arrivando i... No, addirittura il doppiaggio. Non lo voglio fare l'ultimo giro, non esiste che mi doppiano. Gomme finite ormai. Stanno arrivando i big. Alla fine vince Gigi. Vittoria per Gigi. Gigi Hamilton. Sei all'ultimo giro. No, Russell, incredibile. Giorgione Russell. La porta a casa Giorgione Russell. Dobbiamo fare gli ultimi chilometri per tenere comunque una 13ª piazza importante a livello del morale. Partiamo ultimi, va bene così. Attenzione a Mick che ci prova. Non ci credo, Mick ci prova alla fine. Incredibile Mick. Incredibile Mick. Che aggressivo Mick, mi ruba la piazza. Incredibile Mick. It's incredible Mick. It's incredible. Vabbè. Prendiamo una posizione proprio da Babbei. Mick ha avuto le balle di fare un sorpasso non semplice e ha portato a casa la position. Bravo Mick. Attenzione qua però. Mamma mia, eravamo vicini per riprenderla, peccato. Vabbè, cambia poco. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene. Comunque pilota del giorno ancora veneziano. Grande Q. Splendida prova della Mercedes che oggi... This is Cuba. I piloti Bravo Giorgione. Quindi diamo un'occhiata alla doppietta classifica piloti. Mercedes, Charles Leclerc ragazzi, conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari. Mamma mia, per il Leclerc titolo. è veramente vicino al titolo, se continua così. Ma chi è stato il Io devo pilota superare del la Aston giorno Martin secondo te? almeno. Direi il ragazzo d'oro. Oggi ci ha regalato Il una ragazzo prestazione d'oro. stupefacente. Siamo qui in Belgio, ho fatto delle qualifiche il 17esimo, siamo tutto sole, direi che per questa stagione ci cucchiamo tutto sole, mi pare un bug. Speriamo si risolva con la prossima stagione, se no dovrò riavviare, chiaramente non è che possiamo fare tutte col sole. Speriamo di no, chiaramente, però per il momento è così. Raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!